Se l'amministrazione parla di problemi strutturali, l'opposizione ricorda cos'è accaduto solo poche settimane fa proprio in Consiglio, dove il CDA guidato da Clemente Peserico è stato sfiduciato quasi all'unanimità dall'Assemblea. Quando il vice sindaco asserisce che non si tratta di problemi di gestione, ma di problemi di edificio, smentisce ciò che hanno votato tutti i consiglieri, quasi tutti i consiglieri comunali di questo Consiglio, che hanno sfiduciato un CDA per problemi di gestione. Cioè non hanno criticato un CDA per problemi di gestione, lo hanno sfiduciato. A questo punto vanno osservate, secondo l'opposizione, le dinamiche che hanno portato allo svuotamento di Villa Serena. Villa Serena si è svuotata nel tempo soprattutto per problemi di gestione, perché fino a prima del Covid l'edificio versava grosso modo nelle condizioni in cui versa anche oggi, Villa Serena era quasi pieno. Si è svuotato in parte col Covid, come tutte le altre case di riposo, poi dopo il Covid le altre case di riposo sono tornate ad essere piene, talune persino con liste d'attesa, Villa Serena è vuota per 2/3. E non è tutto, ecco l'eclatante notizia raccolta dai consiglieri. Io so che da dopodomani, 1° luglio, non ci sarà più un lavoratore ISAC presso Villa Serena. Lo stanno scientificamente svuotando Villa Serena. E ora sono in molti a chiedersi se l'annunciata dismissione di Villa Serena e l'arrivo di nuove case di riposo con il piano Mar sia solo una coincidenza. Temo che non sia una coincidenza quello che abbiamo assistito in questa settimana, cioè lo scientifico svuotamento di Villa Serena e la perdita per strada di 170 posti di ISAC e una prefigurata variazione di destinazione urbanistica, di un piano importantissimo di riqualificazione urbanistica che volgerà lo sguardo, come del resto il soggetto privato che lo gestisce ha già fatto anche in altri ambiti, verso l'assistenza agli anziani